Agricoltura. L'attuale situazione siciliana obbliga il governo regionale e tutto il Parlamento ad affrontare l'argomento. Lo dichiara il capogruppo della Democrazia Cristiana all'Ars, Carmelo Pace, dopo la manifestazione che ieri ha visto un corteo regionale di agricoltori e allevatori snodarsi per Palermo da Piazza Marina a Piazza Indipendenza, chiedendo un incontro con il governatore Schifani e l'assessore San Martino. Su nostra proposta, afferma Pace, la conferenza dei capigruppo ha deciso di calendarizzare la discussione durante la prossima seduta ad aula che tratterà della crisi che sta vivendo il comparto agricolo in Sicilia. Se non si corre ai ripari, chiarisce l'esponente democristiano, le colture già messe a dura prova subiranno inevitabilmente nuovi danni a causa della carenza di acqua negli invasi e dell'approssimarsi della stagione estiva. Inoltre, a questi problemi si aggiungono quelli strutturali che coinvolgono l'intero comparto. Bisogna pertanto, secondo Pace, delineare una strategia risolutiva. Abbiamo l'obbligo, dice, di monitorare costantemente la situazione e vorremmo che settimanalmente e non solo in via eccezionale il governo regionale potesse riferire in aula ogni iniziativa operativa e strategica per affrontare e superare le problematiche di un comparto economico indispensabile per migliaia di famiglie.